Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme la ghirlanda di Natale di pasta sfoglia salata. È dicembre, ci stiamo avvicinando a Natale, quindi voglio preparare qualche ricetta proprio per il giorno di Natale per abbellire la nostra tavola. Questa ricetta può essere un antipasto oppure addirittura un contorno e in più sarà talmente carina che possiamo metterla fra gli antipasti a centro tavola proprio per abbellire la nostra tavola natalizia. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si prepara. Ecco i nostri ingredienti: ci occorreranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare, 250 g di ricotta di pecora, 500 g di spinaci, 50 g di formaggio grana padano grattugiato, un uovo, 100 g di formaggio pasta filata a molle, del sale, del rosmarino, dei semi di chia e dei pomodorini. Cominciamo subito con la nostra preparazione natalizia. Mi sono portata avanti un po' con il lavoro, quindi ho già cotto gli spinaci, ho usato degli spinaci a cubetti congelati, li ho fatti cuocere direttamente con una padella dove ho messo dell'olio extravergine, uno spicchio d'aglio e del sale. Lo spicchio d'aglio l'ho messo intero in modo tale da poterlo poi togliere dopo. Se invece voi gradite potete o tritarlo l'aglio oppure usare dell'aglio in polvere. Ho fatto cuocere gli spinaci senza acqua, quindi con la loro acqua di vegetazione, li ho fatti ben asciugare, quindi la consistenza, vedete, devono essere ben asciutti come questi. Naturalmente, se voi volete fare una preparazione ancora più genuina, potete usare gli spinaci, quelli freschi, e quindi sarà ancora più buona. Allora, ho usato gli spinaci a cubetti in foglie, andrò a sminuzzarli leggermente con le forbici. Adesso possiamo aggiungere la ricotta. Io sto usando della ricotta di pecora che vedete comunque è abbastanza asciutta. Potete usare ovviamente la ricotta che preferite, quindi quella vaccina oppure addirittura quella a basso contenuto di lattosio. La mettiamo dentro e schiacciamo tutto con una forchetta. Adesso possiamo aggiungere anche il nostro formaggio grattugiato. Io sto usando del grana. Amalgamiamo il tutto. Adesso se vogliamo andiamo ad assaggiare il ripieno. E vediamo se manca un po' di sale. Infatti io qui aggiungerei un po' di sale. Ne aggiungo 2 pizzichi, anzi facciamo anche 3. Poi se a voi piace potete aggiungere anche del pepe nero. Io non lo aggiungerò. Una volta che abbiamo fatto il nostro ripieno della ghirlanda, lo mettiamo un attimino da parte e se ci siamo sporcati le mani andiamo a lavarle. Prendiamo la nostra pasta sfoglia, io l'ho tolta prima dal frigorifero, una mezz'oretta prima di fare la nostra preparazione, in modo tale che possiamo srotolarla tranquillamente, vedete, senza romperla. Ok, questo è il primo. E poi vi ricordo anche di accendere il forno ad una temperatura di 200 gradi in modalità ventilata, perché la nostra preparazione, come vedrete, non è così lunga, così ce l'abbiamo già caldo. Andiamo a poggiare in questo modo, vedete, così sull'altra.
Ok, quindi abbiamo sovrapposto per circa 2 cm e mezzo, 3 le due sfoglie e andiamo a pressarle così con una forchetta, in modo che si attacchino l'una all'altra. Una volta sigillata la nostra sfoglia, dobbiamo tagliare in 3 strisce lunghe la sfoglia, naturalmente più o meno uguali, in modo tale da poter mettere poi il ripieno e fare la treccia. Quindi con una rotella per pizza o con un coltello affilato facciamo le strisce. Ho tagliato le strisce, adesso per facilitarmi il lavoro metterò il ripieno dentro una sacca poche usa e getta. Tagliamo l'estremità e mettiamo il composto nelle strisce che abbiamo ricavato. Abbiamo fatto i 3 serpentoni. Adesso prendiamo il formaggio, io ho del dolce sardo, ma voi potete scegliere per esempio anche un altro tipo di formaggio come la provola oppure un altro formaggio dolce. Adesso lo tagliamo a pezzettini e lo mettiamo sopra ogni serpentone, chiamiamolo così, salsicciotto. Fatto questo, solleviamo i lembi della pasta sfoglia per andare a chiudere il primo salsicciotto. Facciamo la stessa cosa con gli altri. Ok, adesso abbiamo fatto 3 serpentelli, giriamo molto delicatamente dall'altra parte, dove sarà appunto bella liscia. Adesso viene, diciamo, la parte più divertente. Dobbiamo formare una bella treccia, quindi iniziamo ad unire i lembi e a intrecciare i vari salsicciotti. Una volta che ho fatto la treccia, la trasferiamo in una teglia ricoperta da carta forno e formiamo proprio una corona. Allora, adesso una volta posizionata nella teglia, formiamo proprio la corona. Una volta che ho posizionato per bene, ho risciacquato l'uovo, perché mi raccomando l'uovo è pieno di
batteri, oppure se non ricicliamo l'uovo ci laviamo le mani prima di toccare la pasta sfoglia. E andiamo con un pennellino a mettere l'uovo appena sbattuto sulla superficie. A questo punto possiamo metterci sopra dei semini, come per esempio quelli di chia. Se voi preferite potete mettere anche quelli di sesamo o di papavero. Ecco qua. Adesso siamo pronti ad infornare la nostra ghirlanda di Natale ad una temperatura di 200 gradi, modalità ventilata per circa 25 minuti. Terminata la cottura ho lasciato intiepidire un po' la mia ghirlanda nella teglia, poi delicatamente insieme alla carta forno l'ho trasferita in questo piatto da portata. Ho messo anche un sottopiatto natalizio perché mi piace proprio molto il rosso. Adesso andiamo a fare prima di tutto delle decorazioni. Io voglio prima mettere questo nastrino, se riesco. Ho molta delicatezza. Ok, ho posizionato questo nastro, questo è opzionale. E poi naturalmente bisogna sempre sterilizzare tutto, quindi ho lavato il nastro, l'ho fatto asciugare, perché si tratta sempre comunque di alimentari, bisogna fare attenzione e avere la massima igiene. Ora tagliamo i pomodorini a metà. Io vedete, ne ho di diverse dimensioni, ma mi piace anche questo proprio perché sembrano proprio delle palline di Natale. E andiamo a posizionare i pomodorini, vedete, nelle fessure della ghirlanda, per dare proprio questo colore in più. Una volta messi i pomodorini possiamo mettere a piacere anche il rosmarino. Ecco, qui mi sono un po' divertita a decorare la ghirlanda natalizia di pasta sfoglia. Ognuno di noi userà la propria fantasia. Adesso non ci resta che fare la prova assaggio. Andiamo a fare la prova assaggio. È un peccato dover tagliare questa meraviglia, però appunto dobbiamo assaggiare, ci dobbiamo sacrificare. Leviamo il rosmarino. Ancora tiepida, vedete, ancora come vi ho detto tiepida, ma buonissima, davvero ottima. E con questa ghirlanda sono sicura che farete anche una bellissima figura con i vostri parenti, con i vostri amici il giorno di Natale. Se vi è piaciuto questo video della ghirlanda di Natale di pasta sfoglia salata,
fate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi anche sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter e poi anche sul mio sito internet che è www.lericette-di-franci74.com. Lì troverete tutte le ricette, o meglio quelle mie preferite, spiegate passo a passo, tutte con le fotografie, non potete sbagliare. Quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché io vi aspetto. Ciao!